Verranno celebrati mercoledì mattina alle ore 10:30 nella chiesa di San Pietro in Volta, nell'isola di Pelestrina, i funerali di Bruno Modenese. La morte di Bruno è stata causata dalle lesioni cerebrali che ha riportato dopo il suo ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia. Sarà ora la magistratura a dover stabilire l'esatta dinamica dei fatti, per i quali risultano al momento indagati 2 infermieri dell'Osteria Serenissima e un medico del reparto di psichiatria, ma questa intanto è la prima indicazione che esce dall'autopsia, i cui risultati completi saranno comunicati entro 90 giorni. Il legale della famiglia modenese spiega. Prossimamente vi saranno poi degli esami istologici e degli esami tossicologici, le cui risultanze saranno fondamentali per addivenire a delle chiare conclusioni per accertare la verità. I parenti di Bruno vogliono solamente la verità e si fidano molto del lavoro che sta svolgendo la magistratura veneziana. È stato donato alla famiglia dagli amici di Bruno in una toccante cerimonia un albero che è stato piantato nel suo giardino in ricordo del loro amato congiunto.